2 minuti, con Raffaele Padrone dobbiamo essere velocissimi, vice segretario nazionale della Polizia di Stato, e allora polizia impegnata in questi giorni, no? Sì, domani, domenica. Sì, e fino a fine del spoglio gli uomini saranno impiegati. Meno male che abbiamo ridotto, perché insomma vengono ridotti i numeri di seggio, però l'impiego dei colleghi lei sa benissimo, certo, che dura dalla domani, giornata prima, che hanno detto da domani, a quando si conclude da domani dalle 2 già la polizia è sul posto, quindi attenzione, dormono all'interno dei seggi, sino a quando... Ah, lì si può sparare, lì si può sparare. Lì sì. Una volta c'erano i militari, ci hanno tolto i militari. Esatto, una volta i militari c'erano, esatto, non c'è più. Adesso non ci sono più, ma c'è il servizio svolto come polizia dai di carabinieri. Stato, in 30 secondi, cosa si aspetta? Ma io ormai ho perso la fiducia di avere veloce un governo, quindi anche di andare a parlare con chi è lì preposto. È chiaro che sì, io personalmente punto tantissimo su una persona che in regione poi si interessi di sicurezza. La scorsa giunta ha fatto per metà quello che era stato promesso anche nella nostra regione, anche se sono intervenuti in alcuni casi, l'abbiamo visto negli ultimi mesi, ci hanno dato una mano per queste nuovi agenti. Chiaramente io ritornerò io ho incontrato alcune persone in questi giorni, ho incontrato Berlusconi, ho incontrato la Meloni, e a cui ho esposto le problematiche serie della regione. Devo dire la verità che loro conoscevano la situazione del ormai degrado di questa questura. Bene. Perché 15 persone sono arrivate, però lei sa, e i telespettatori magari sanno meno, vanno via altre 20 persone da qua a giugno, quindi se dobbiamo fare un pareggio, certo, stiamo perdendo. Grazie Raffaele Padrone. A voi. Allora vi do adesso un'offerta di lavoro.